Pronto? Merdoso? Chi è? Pronto? Pronto? Merdoso. Sì? Chi è lei? Caccoloso. Ah, bravo. Finocchio. Ma davvero? Pezzo di? Pezzo di? Sì? Figlio di? Sì? Oh, sì, rotto in? Sì. Fallo continua, che c'è? Rotto in? Ma ti diverti tanto? Ma non completa le frasi, no? Rotto in? Aspetta, Figlio di? Che c'è? Ma, vediamo un po' chi sei, via. Ovvia, forza, vediamo, forza, dimmelo. Vai, dimmelo. Non so chi sei. Ah, dimmelo, scusa, sembra che tu lo sappia e tu sia, tu ci abbia il sapere, il savoir-faire. Questo è savoir. Pronto? Ma chi sei? Ma allora l'ha capito, no? Ma non mi riconosci? No. E nemmeno io ti riconosco. Ecco, allora, pezzo di? Allora, proviamo a dire la parola finale. Merda. Sì, ma chi sei? Ah, stronzo. Guarda che non dico a te, Non dico a te queste parole. Tu mi devi rispondere. Voglio delle attinenze. Capisci? Ma aspetta. Se no mi rovini tutto. Perché da voce mi sembra di conoscerti. Sì? Appunto. Allora, io ti dico delle parole che non sono rivolte a te. Il gioco è questo. Tu devi rispondere con delle parole che hanno attinenza. Capisci? Lo so, ma come faccio? Se non so che gioco è, come faccio? È un gioco, se io te lo svelo poi, capisci? È tutto lì, è la sorpresa che conta. Sì, ma... scusa, ma dimmi chi sei. Potessi vincere un premio, ecco, ti posso dire solamente questo. Allora, io comincio con una parola, ora che lo sai, culo. Una parola che abbia attinenza. Ma che è, qualche radio? Peggio! È una televisione, vabbè, mi fai dire tutto, doveva essere una sorpresa. E allora, siamo in televisione. Io ti dico una parola e tu devi rispondere con attinenza. Ma che è, Telemaremma? No. Che è? Tele 47. Mi fai dire tutto, mi fai dire. Non lo so, anche perché qui non c'è il grosseto, non importa. Allora, ascolta. Culo? Come? Culo? Sì, ma tanto non mi torna questo gioco. Non ti torna? No, perché qui questa televisione qui non c'è. Più in là. E allora? Ma dimmi chi sei, via. Pippo Sniffo di Tele 47. Il gioco delle attinenze. Ecco, non lo so perché no, ma qui non si vede Tele 47. Non importa, ma vinci lo stesso, il numero è stato fatto a caso, lo facciamo in tutta la Toscana. Dunque, io ti dico 10 attinenze, 10 parole. Se tu sei capace di farmi 10 attinenze, vinci un premio. È meglio di così, cosa vuoi, Allora, se no poi è un programma un po' spregiudicato, no? Ho capito, no, io pensavo che era qualche amico che voleva fare qualche scherzo. Ma che scherzo, no, vinci un premio del nostro sponsor. Allora, cominciamo, culo. Culo donna. Donna, bene, donna, va bene. E allora io rispondo con fica. Bravo. Che ha un'attinenza. E tu cosa? Bellezza. Cosa rilanci? Bellezza. Vedo che tu sei su termini non, diciamo, volgari, no? No, volgari no. Bellezza, allora io per non essere volgare dirò poppe. Fisico. Fisico, dirò nucleare. Fisico nucleare, si va in un altro. Scienziato, allora dirò cazzo, perché lo scienziato è un maschio, c'è il cazzo. Si torna in. Vai avanti. Da cazzo? Com'è? Da cazzo? Uomo, bravo. Uomo, palle. Palle, culturista. Culturista, turista, vedi? Turista, vai. Straniero. Straniero, mi stai mettendo quasi in difficoltà, se mi metti in difficoltà vinci. Straniero, fava. Tedesco. Tedesco.
Qui ci stava un'altra fava, ma insomma effettivamente, però non te lo posso dire perché ho già detto. Tedesco, diremo invece Hitler. Vai. Monaco, bravo, Monaco di Baviera intendi, vero? Sì. Monaco. E io ti dico San Francesco. Era un monaco. Ah, San Francesco. Sì. Suora, eccoci, suora. Mestruazioni. Perché la suora, essendo femmina. Suora, mestruazioni, rapporti. La suora, rapporti. Vabbè, la suora, rapporti. Rapporti. E io ti dico trombate. E ora? E ora? Finezze? Sì. Ho capito, tu alludi al modo di parlare mio, Finezze, ecco, finezze. E io ti dico Fini, Gianfranco Fini. Finezze, Fini. Cosa butti lì su Fini? Via? Forza Italia. Vabbè, insomma, sì, è un alleato. Forza Italia, Berlusconi. Berlusconi. E ora? Berlusconi, Ricco, Ricchione. Ricchione. Non Berlusconi, Ricchione. Ricco. Allora? Avvenente, perché il Ricchione secondo te è avvenente. Avvenente, travestito. volgare, Travestito è volgare, merda. Scostumato. Io? No. Perché ho detto merda. Scostumato, costume. Camicia. Culo. Accidenti, l'ho già detto. Culo e camicia, capito? Dicevo. Ho sbagliato e quindi hai vinto tu. Hai vinto tu, Giuseppe? Sei Giuseppe? Dimmi chi sei, io. Allora, io sono Pippo Snifo di Tele47 e questo gioco l'hai vinto perché, guarda, mi hai messo in difficoltà, mi hai fatto ripetere una parola già detta e quindi tu l'hai vinto. Quindi praticamente, siccome vincono i nostri concorrenti l'ultima parola che viene detta, quindi tu vinci un bel vaffanculo. Va bene? Bravo. Ciao. Stammi bene, ciao. Ecco, è così. Una me ne hanno dette tante, voglio dire, una... Fatela dire anche a me, magari alla fine del sondazzo. Chiaro? Se non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo. Passerò per pazzo, ma non mi importa un... Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo. Sto qui e mi sollazzo, non mi rompete.